La distorsione? Metterti davanti alla cassa. Non devi mancare, tu devi sempre stare davanti alla cassa. Ah, ok, quindi qui, questa zona. Ok. Allora, innanzitutto buonasera. La vostra presenza è la prima vittoria di questo progetto, perché Palmas Vecchio ancora riesce, dopo anni e anni di abbandono, a raccogliere tutte le vostre voci, le vostre emozioni, e quindi questo ci dà coraggio per andare avanti sicuramente. Noi ci credevamo, eravamo convinti che sareste venuti, quindi grazie di cuore. Se non capite qualche cosa perché balbetto per l'emozione, ripeterò, ok? Io l'ho sentita in maniera particolare questa presentazione, quindi se c'è qualche fall della voce, ripetiamo. Allora, oggi parleremo di un paese che nel cuore di tutti non è mai scomparso. Parleremo di qualcosa che tutti di voi hanno visto, la maggior parte insomma, e noi giovani abbiamo sentito parlarne. Il progetto di rivalutare Palmas Vecchio nasce, insomma, l'idea da quando eravamo piccoli sicuramente, da quando abbiamo cominciato a realizzare di vivere in un posto speciale, e poi Maurizio, che è la persona che collabora con noi in questo progetto, che non è una persona sarda, tantomeno di Palmas, e che è una persona insomma, con una certa sensibilità artistica per il suo lavoro, ci ha dichiarato il suo amore per Palmas, quindi noi abbiamo realizzato che Palmas potesse dare emozioni non solo a chi c'è nato, a chi ci ha vissuto, a chi ha sentito i racconti, ma anche a persone che vengono da fuori, quindi a un turista, una persona che arriva per caso. Ed è strano perché solitamente i posti parlano per quello che sono, quello che fanno vedere, invece Palmas parla per quello che non è più, e il messaggio quindi è molto più forte. Ecco, quello che vogliamo dare noi all'anima di Palmas, che è ancora viva, è un corpo finalmente, che non è fatto di case, perché le case non potremo più costruirle, ma è fatto di racconti, dei vostri racconti, delle persone che ci sono state, è fatto di oggetti, è fatto di piccole cose lette, storie. Tutti noi ne abbiamo una, compreso quelli che non ci hanno vissuto, perché si andava a giocare da piccoli o è sempre capitato qualcosa anche a noi. Ecco, il progetto è proprio ricostruire il corpo di Palmas Vecchio, ricostruire il corpo di Palmas che vive ancora nella sua anima. Io vorrei iniziare la presentazione con una frase di un grande giornalista, che secondo me è una frase che dovrebbe rimanere impressa in tutti noi, al di là di Palmas, ma proprio nella storia di ognuno di noi. Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente. Quindi ognuno di noi dovrà fare i conti col proprio passato se vuole essere un buon uomo nel futuro. E da questo messaggio è partito il progetto. Quindi io vi farò vedere adesso un video che molti di voi forse conoscono, però alcuni di voi forse no. Qualcuno forse riconoscerà delle persone, qualcuno riconoscerà i posti. È qualcosa che ci ha offerto il nostro amico Dino, perché ecco, siamo in diretta, quindi dobbiamo regolarci con le partenze. Dimmi quando sei pronto, lo faccio partire anch'io. Entro l'anno verrà ultimata in Sardegna la grande diga di Monteprano.
Le infiltrazioni e i cedimenti avevano causato la inabitabilità di quasi tutte le abitazioni della zona di Palmas e di San Giovanni. Ben presto tutto dovrà rivivere in un clima di totale trasformazione. La Regione Autonoma della Sardegna e la Cassa del Mezzogiorno hanno finanziato i lavori di costruzione della diga e di bonifica della zona per dare alle popolazioni possibilità di vita e di un futuro sereno benessere. Atmosfera di commossa allegria a Palmas, in Sardegna, per l'inaugurazione della nuova borgata presso San Giovanni Suergiu. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della regione Corrias e gli assessori Kovacevic e Serra. Il villaggio è stato costruito per ospitare 80 famiglie della vecchia Palmas, le cui case sono state erose da infiltrazioni d'acqua della vicina diga di Montepranu. La nuova borgata, provvista di tutti i servizi, dall'acqua corrente alla luce nelle case, alle strade asfaltate, è costata 830 milioni di lire ed è stata costruita grazie alla collaborazione tra la Regione Autonoma, l'amministrazione centrale e la Cassa del Mezzogiorno. Ecco, è un filmato breve, non so se qualcuno di voi si è riconosciuto o ha conosciuto qualcuno. È forse uno dei pochi filmati che ci rimane di Palmas vecchio. Sicuramente forse ci sarà qualcosa che ricercheremo con la nostra ricerca, con il nostro progetto, ma al momento è l'unica vista panoramica di Palmas vecchio, quella che si vede alla fine con quei due bambini sul monte, e questo è qualcosa che potremo far rivivere solamente dal punto di vista emozionale. Il resto possiamo ricostruirlo dal punto di vista proprio culturale, e quindi da qui partiremo. Io vorrei lasciare poi, avremo una presentazione che spiegherà come il progetto sarà strutturato e cosa vorremmo fare con questo progetto, però prima di passare alla parte tecnica, quindi alla parte della spiegazione vera e propria, lascerò la parola a Maurizio, sì, che è la persona che a livello filosofico ha dato un senso a questo progetto e forse ci ha incoraggiato più di tutti, perché avere l'incoraggiamento da noi certe volte è difficile, averlo da una persona che arriva, non conosce la storia, poi si interessa, ti fa capire che forse questo paese ha ancora tanto da dare. E prima di lasciare la parola a Maurizio vorrei leggere un breve brano di Vito Teti, che è un docente di etnologia calabrese che si è impegnato per anni per il recupero di paesi scomparsi o abbandonati. Si intitola Il senso dei luoghi. Contro ogni apparenza, i luoghi abbandonati non muoiono mai. Si solidificano nella dimensione della memoria di coloro che vi abitavano, fino a costituire un irriducibile elemento di identità. Vivono di loro fisicità, di una loro corposa e materiale consistenza. Si alimentano di uno spessore doppio e riflesso. Pretendono non la fissità, ma al contrario il movimento. Il percorso fisico e mentale di una loro continua riconquista. Ecco, secondo me questo brano è importante perché fa capire che i posti non sono morti mai, se si ha il coraggio di trovare l'anima e le emozioni che questi posti regalano ancora. E adesso lascio la parola a Maurizio e poi continuiamo dopo la presentazione. Buonasera e grazie. E grazie anche perché io sono un ospite qui, però sono tranquillo perché so che i sardi hanno un senso sacro dell'ospitalità. D'altronde, come noi calabresi, io sono calabrese come Vito Teti che ha appena citato Marco. Perché sono qui? Insomma, è sempre difficile parlare di se stessi. Comunque diciamo che professionalmente mi interesso di progetti di parchi, appunto, di giardini e, se vogliamo, di progetti culturali in senso più ampio. E poi perché il mio amore per la Sardegna è molto antico,
ed è dovuta a una cara amica che spero sia già arrivata stasera, di San Sperate vicino Cagliari, che lavorò con noi per un po' di tempo, quasi 35 anni fa, forse di più, e con la quale facevamo delle discussioni incredibili, perché i calabresi sono teste dure, non so i sardi ma i calabresi e il discorso era questo: se era più bella la Calabria o la Sardegna. Chiaramente non ci mettevamo mai d'accordo, però io attraverso queste discussioni ho amato la Sardegna, perché Cenzina mi faceva conoscere le cose, me le spiegava, e io ho cominciato a sognare questo posto e a viverlo un po' come l'isola che non c'è, un luogo esotico, con queste spiagge rosa, verdi, coloratissime, con i costumi meravigliosi, con la tenacia delle donne, i cibi meravigliosi. Però non sono mai potuto venire per un strano caso del destino. Invece l'anno scorso sono venuto qui, ospite di Elisabetta, e sono stato all'agriturismo che c'è lì al Palmas. E lì ho provato una grande emozione, perché diciamo che, scusate se ogni tanto mi leggo perché l'emozione prende anche me e mi sono appuntato delle cose, e lì mi sono sentito sì visitatore, perché sono venuto a visitare per la prima volta la Sardegna, ma mi sono sentito già da subito, da quando ho messo piede a terra, mi sono sentito visitato dall'anima di questa terra, che è un'anima forte, bella, che parla e dice tante cose. E d'altronde lì che cos'è poi visitare se non essere visitati? Quando visiti un luogo ne sei visitato, quando prendi una cosa ne sei preso, come dicevano i romani: Grecia capta ferum victorem cepit. Sì, puoi conquistare un luogo, ma se quel luogo ha un'anima forte è lui che ti conquista, e i sardi ti conquistano, perché i sardi hanno un senso forte dell'identità. E allora mi sono chiesto appunto se l'identità dei popoli non è questo, non è sempre questo scambio, questa contaminazione, questo visitare e essere visitati. E così, però c'è da dire una cosa, appunto, che forse ci sono alcuni luoghi, alcuni territori che hanno un genius loci, una anima più forte, che si fa sentire, che contamina più forte, e io lì l'ho sentita molto, e mi sono venute in mente in quell'assenza, perché non ci sono più le case, lì a Palmas sono state appunto distrutte, è come se questo vuoto, questo silenzio di cui parlava Teti, evocasse tutte le attese, i sogni, le gioie, le bellezze, anche le sofferenze che c'erano state, perché dove ci sono sepolti gli uomini, sepolti i loro ricordi, c'è ancora una vita, c'è qualcosa che pulsa, e io le ho sentite. E ho detto ad Elisabetta: ma questa cosa mi fa pensare a un'idea di poter raccontare questo vissuto, che ancora c'è nelle memorie di alcuni, o che possiamo scoprire andandolo a cercare. E mi sono venuti in mente per esempio alcuni grandi poeti. Intanto uno per tutti, Edgar Lee Master, che è un autore americano che ha composto l'antologia di Spoon River, che è proprio la narrazione attraverso gli epitaffi delle persone che non ci sono più, di un paese, di una collina, nella collina di Spoon River, anche lì c'è una collina a Palmas Vecchio, dove c'erano delle persone. Queste persone hanno vissuto. Mi faccio aiutare un po' dal testo scritto, perché non lo ricordo a memoria. Si chiede a Edgar Lee Master: dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie ed Edith? Il cuore tenero, l'anima semplice, la chiassosa, la superba, l'allegrona, tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zio Emily e il vecchio Tony Kincaid e Sway Houghton e il maggiore Walker, che aveva parlato con gli uomini della rivoluzione? Stiamo parlando dell'America. Tutti dormono sulla collina, ma se dormono possono essere risvegliati, se dormono sognano ancora. Perché noi siamo della civiltà che parla anche della morte come dormire. La parola cimitero oggi fa paura, noi la leghiamo alla morte alla fine, ma in realtà cimitero significa dormitorio, ed è parola sostitutiva della parola necropolis, che significava città della morte. Noi siamo la civiltà dei dormienti che possono essere risvegliati, e possono essere risvegliati con la parola.
Un altro grande poeta sul quale vorrei con umiltà siedermi, no? Come un bambino sulle spalle di un gigante per poter vedere più lontano insieme a voi, è Carducci. Carducci che ritorna a Bolgheri dopo tanto tempo e mentre sta andando col treno vede i cipressi che gli vengono incontro quasi come giganti e dice: i cipressi che a Bolgheri alti e schietti, banda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardare, e poi verso la fine si ricorda. In cima al poggio allor, dal cimitero giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi di veder nonna Lucia. Oh nonna, nonna, de come eri bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditelo a quest'uomo anzian, la vostra novella. Bene, chi non ha avuto una nonna, una zia, una mamma, un ricordo di un racconto che c'è ancora? Allora perché non andarcelo a riprendere? Ho detto con molta umiltà alla mia amica Elisabetta, non conoscevo ancora Marco, che poi ho conosciuto dopo, e benedico questa conoscenza perché insomma, e poi lui è stato un tramite. D'altronde mi pare di capire che nella tradizione della sua famiglia c'era da fare il paralimpio, quindi lui si è messo in mezzo, no? Perché mi sono informato, perché qualche soprannome vostro lo conosco, insomma, e sono belli i soprannomi perché parlano di vissuto. E allora in questa assenza, come nel teatro greco, emerge la parola. In principio era il verbo, tutto è parola. Recuperiamole queste parole. C'è una parola magica, so che c'è una donna che ancora oggi ha una fraseologia magica, Cia Giuanica, giusto, dico bene? Che ancora ci parla di parole magiche. Le parole magiche sono l'individuazione delle parole che risolvono i problemi. Abracadabra è la formula magica più famosa, ha un senso, si traduce con ciò che dico faccio, che potrebbe anche trasformarsi in ciò che faccio dico. E allora queste parole che in genere volano noi le vogliamo trasformare in pietra. Ho detto: ma perché non ricostruiamo il tracciato delle case di Palmasvecchio semplicemente nella terra, trasformando le case in aiuole, e ci mettiamo erbe diverse secondo delle famiglie e chiamiamo degli artisti a trasformare le narrazioni che quelle persone vorranno gentilmente darci in pietre, come i menhir delle civiltà sarde. Quindi le parole verba non volant più, ma manent, rimangono, diventano pietre, pietre di racconto, pietre miliari. Ecco, questa è un po' l'idea. Chiamare quindi degli artisti a interpretare i nostri racconti, i vostri racconti, permettetemi di dire nostri perché mi sento a casa. Questo scorrere del fiume del tempo, che sembra sempre lo stesso, no? Spoon River è un fiume, anche il Rio Palmas scorre lì vicino. Questo spirito che anima i luoghi e li fa sembrare sempre tutti uguali e diversi. Allora dovremmo fare, voi avete un grande potere oggi, perché voi potete ricostruire la cattedrale della vostra memoria, ma anche dei vostri sogni. Mi viene in mente il Medioevo, quando si costruivano le cattedrali spesso erano espressione del popolo. Vi racconto per esempio l'episodio della costruzione della cattedrale di Orvieto, una delle più belle cattedrali del mondo. A un certo punto gli architetti non riuscivano a scegliere come fare la facciata. Bene, fu fatto un referendum. Noi non lo possiamo immaginare. Il popolo decise come doveva essere fatta la facciata di quella chiesa. Per cui oggi un'assemblea, una comunione di intenti ci ha dato quel monumento. Anche quello è una forma di narrazione. Allora oggi noi non avremo forse le case, ma non importa, perché le case a volte sono scenografie vuote, abbiamo di più. Abbiamo le parole e qui c'è un popolo che può raccontarsi e oserei dire andare oltre, come dice il Vangelo, nemo profeta in patria. Ebbene, perché non diventare profeti, superando tutti i limiti che a volte la storia stessa ci ha dato, no? Le diffidenze, ma quello ha detto quello, ma quello non era buono. Sì, va bene, però narriamola questa storia, raccontiamola e apriamoci al mondo. Perché il mondo ha bisogno di questo, ha bisogno di rincontrarsi, di risentirsi comunità. Ma voi potreste dire: ma Palmas cosa ha da dire al mondo? Beh, vi assicuro, da visitatore, che ha da dire molto. Io ho provato grande emozione. Tutti noi siamo, dice Montanelli, voglio completarla quella frase di Montanelli, che è bella,
perché è vero che se non si conosce il passato non si conosce il presente, ma ciò che conta, tutti lo sappiamo, è il futuro. Tutti noi siamo alla ricerca di un futuro. Il futuro è nel senso della nostra esistenza. Dove lo troviamo non importa. È nel nostro passato? Ma cos'è? Passato, presente e futuro? È sempre la stessa cosa, è il senso della vita. Troviamolo insieme e ricostruiamolo. Questo però non è soltanto un parlare di cose vaghe o di bei sentimenti, è anche una cosa che può portarci una grande attenzione da parte degli altri. Sono state realizzate delle realtà diciamo cultural turistiche che si chiamano parchi letterari, di cui io mi sono anche interessato. Ecco, questa è diciamo l'idea diciamo turistica attrattiva che potrebbe attrarre un turismo di qualità, che si ferma a riflettere e che magari sta nei luoghi senza volerli conquistare, soprattutto senza volerli consumare. Io penso che questa crisi anche generale che sta vivendo il mondo forse ci dice che il consumismo, speriamo, possa finire e possa iniziare una comunione di armonie. Grazie. Allora, adesso passiamo alla parte vera e propria del progetto, quindi vi faremo vedere quali sono le nostre idee, che naturalmente non sono idee definitive, perché il fatto che ci sia stata questa riunione oggi è perché noi abbiamo bisogno del vostro aiuto per capire quello che potrebbe essere fatto a Palmas Vecchio. Voi conoscete, la maggior parte di voi conosce sicuramente meglio di noi il paese. Ecco, quello che vi si chiederà è la partecipazione, quindi vi si chiederà di spogliarvi di alcune cose che sono state per anni nelle nostre vene, quindi l'invidia, le gelosie, i contrasti tra famiglie. E qui c'è un paese che ci chiede di essere uniti per provare a ricreare qualcosa di nuovo. Quindi se vogliamo cambiare, se vogliamo creare veramente qualcosa di nuovo, lo dobbiamo fare insieme, e questo progetto parla esattamente di cose fatte insieme. Io non so se tutti riuscite a vedere la schermata, spero di sì. Ad ogni modo la presentazione sarà poi consegnata ad ognuno di voi tramite un CD o qualcosa, insomma basta che la richiediate, ok? Allora, qual è l'obiettivo del progetto? Al di là delle parole, delle belle parole che abbiamo detto, di tutte le buone intenzioni, l'obiettivo del progetto è proprio riconoscere a Palmas, e io so che questo è un argomento molto caro agli abitanti di Palmas, quindi riconoscere a Palmas la propria dignità, riconoscere a Palmas il suo ruolo di primo piano. Palmas è stata nel tempo una testimone, una protagonista storica, culturale, sociale. Palmas è stato uno dei primi insediamenti del territorio. Abbiamo insediamenti nuragici, abbiamo insediamenti medievali, abbiamo ripopolazioni pre- e post-belliche. È stato il primo nucleo di popolamento del territorio del secolo XVIII ed è stata la prima sede comunale. Quindi Palmas, nel 2013 saranno 160 anni che Palma è stata eletta o dichiarata comune, e forse per quell'anno riusciremo forse a vedere i primi risultati di questo progetto. Noi ce la metteremo tutta sicuramente, e sono sicuro che col vostro aiuto riusciremo a restituire, a festeggiare questi anniversari. Tra l'altro l'anno prossimo sarà il 50° anniversario di Palmas Nuovo, quindi abbiamo candeline da spegnere nei prossimi anni e cercheremo di regalare a Palmas quello che si merita. Rafforzare l'integrazione delle diverse entità territoriali comunali, amplificando il ruolo delle frazioni e le loro relazioni. Il problema più grosso che c'è sempre stato nel territorio di San Giovanni, che è organizzato con frazioni molto grandi, è forse l'interagire tra frazioni, quindi cercare di comunicare, cercare di scambiare culturalmente o anche solamente socialmente. E io penso che focalizzarsi nelle frazioni, quindi focalizzarsi su questi nuclei abitativi che hanno una storia,
aiuterà sicuramente l'integrazione del territorio e aiuterà a essere più uniti. Sviluppare un polo culturale didattico, è questo il tipo di turismo a cui noi ci riferiamo. Non ci riferiamo a un turismo di massa, ci riferiamo a un turista che sia attratto. Maurizio ne è un esempio, ma è pieno il mondo di turisti che vengono emozionati da questi posti. Questo è il tipo di turista. Noi vogliamo fare cultura di Palmas. Palmas, noi possiamo offrire questo, non abbiamo il mare a Palmas, abbiamo un sito che storicamente può offrire tantissimo, ed è questo che vogliamo coltivare. Didattico perché non è solo per turisti, noi vogliamo che le future generazioni, i bambini, noi stessi abbiano un punto dove riagganciare la propria identità, quindi un punto che ci faccia capire da dove veniamo, e ci ricolleghiamo alla frase di Montanelli: io voglio conoscere il mio passato. Tutti dobbiamo avere interesse a conoscere il nostro passato. Voglio conoscere chi era mio nonno, voglio conoscere chi era mio bisnonno, voglio sapere cosa faceva il vicino di mio bisnonno, cosa si faceva per vivere, per giocare, come si era organizzata la vita politica, perché questo a livello machiavellico ci aiuterà a capire come essere dei buoni uomini in futuro. Quindi, come diceva Maurizio, al di là del presente, vedere al di là di questo, studiando il passato. Promuovere, stimolare e incentivare l'uso della lingua sarda. Questo è un altro argomento che non so se sia caro a tutti noi, ma è molto caro a me, e sono sicuro che è uno dei punti forti del ritrovamento delle proprie identità. Al di là degli studi scientifici che dimostrano che parlare la lingua sarda sin da bambini provoca una certa emozione, c'è proprio un percorso di vita che ti lega a questo tipo di linguaggio. Quindi il sentir parlare i nostri genitori, il sentir parlare i nostri nonni in lingua è per noi qualcosa di più comprensibile rispetto a un discorso fatto di parole forbite. Quindi ci sarà una parte di questo progetto che comunque si lega alla parte culturale per insegnare e per far ritrovare quell'orgoglio di parlare in sardo. L'idea di questa serata era di farla in sardo, però sappiamo che ci sono, al di là di Maurizio che non parla il sardo, che però imparerà velocemente, e ci sono anche altri turisti che conosciamo, quindi per una comprensione abbiamo deciso di farla in italiano. Però l'idea in futuro è perché se andiamo a qualsiasi meeting o riunione in qualsiasi parte del mondo, non c'è nessuno che parla la lingua che vorremmo, parlano la lingua loro, e questa è la lingua nostra, il sardo è la lingua nostra. Creare un'attrattiva turistica a supporto delle strutture ricettive locali per il rilancio del territorio. Noi abbiamo la più grossa difficoltà di chi apre oggi un albergo, un ristorante, un bed and breakfast, una qualsiasi struttura di ricezione per turismo, e mantenere il turista nel posto in cui questa si crea. Ecco, noi vogliamo che il turista non arrivi a Palmas e poi vada al mare o vada a vedere un museo a Cagliari piuttosto. Sì, ci sono diverse possibilità, ma noi vogliamo che venga a Palmas per vedere Palmas, cioè il turista verrà a Palmas, e questo è la mission del progetto, è creare qualcosa che dica al turista, comunica al turista: vai a Palmas, perché a Palmas quella struttura di ricezione ti farà visitare il paese che tu stai andando a visitare. Quindi è per noi molto importante, perché non vogliamo che sia un paese che continui a essere una specie di dormitorio, quindi vogliamo un paese che sia attivo, quindi vogliamo che il turista che viene qua spenda, che investa soldi, che passi il suo tempo con noi, perché questo paese deve tornare a vivere, non solo Palmas vecchio, ma Palmas nuovo e San Giovanni. Creare opportunità di impiego. Sicuramente sappiamo benissimo che l'aumento dell'affluenza turistica richiede un aumento di personale, di strutture e comunque di persone che vogliono e che devono assistere il turista. Quindi per noi sarà importante in una seconda fase del progetto, perché naturalmente il progetto è molto strutturato, sarà definire come accogliere il turista e in quali luoghi.
I punti d'azione per lo svolgimento di questo progetto partono da una fase molto embrionale, quindi le parti più semplici, quelli che possiamo fare noi cittadini, quindi la raccolta di informazioni. Cos'era Palmas? Come si viveva a Palmas? Ecco, queste sono cose che chiunque abbia vissuto a Palmas per almeno 15 anni della sua vita può raccontare, perché le ricorda. Cioè, mio padre mi può raccontare qualcosa dei giochi, forse, magari se parlo con Sergio Anicca mi può raccontare della medicina sarda, mi può raccontare di come avveniva lo sposalizio tra due persone, mi può raccontare di mio bisnonno che faceva Paralimpiu, mi può raccontare dei ricchi di Palmas, dei poveri di Palmas, e questo ci aiuterà a ricreare quel corpo di cui abbiamo parlato prima. Lo studio archeologico, antropologico dell'area, allora l'idea è quella di coinvolgere le università e di dare una tesi di laurea sul nostro territorio, quindi di incentivare uno studente o più studenti, un team di studenti che possano evidenziare e finalmente chiarire gli aspetti storici e antropologici del nostro paese. Noi sappiamo benissimo che c'è tantissima gente che ha fatto dei lavori su Palmas, c'è gente che ha impegnato il proprio tempo, la propria passione per creare qualcosa che descrivesse, che raccontasse Palmas vecchio, e noi amiamo queste persone, e il lavoro di queste persone sicuramente farà parte di questo progetto, perché la passione di queste persone ci darà la motivazione per iniziare il nostro, quindi niente andrà buttato, tutto quello che è stato fatto aiuterà alla crescita di questo progetto. Riqualificazione del patrimonio sito nell'area rurale di Palmas Vecchio. Allora, noi sappiamo la cosa più evidente che ci appare quando si arriva a Palmas Vecchio è la chiesetta, che ultimamente è chiusa per problemi di sicurezza. Presumo che ci sia un problema strutturale al tetto. Ecco, questa è la cosa che ci appare, però se si va poi a fondo sulla storia di Palmas sappiamo che ci sono delle cose che si vedono, si intravedono, magari delle pietre, un nuraghe, delle trincee, delle batterie di guerra. Ecco, questi sono posti che, come diceva Maurizio, raccontano. Una trincea di guerra è vuota adesso, però se si va lì forse sentono gli spari, se si riesce a sentire qualcosa che è avvenuto tantissimo tempo fa. Ecco, i racconti di chi c'era stato in quelle trincee, così come i racconti di chi si ricorda l'utilizzo del fiume quando magari era pieno, o che ne so, i pozzi che venivano utilizzati per i tuffi. Mi è stato raccontato quando passavo gli inviti che c'erano dei pozzi dove l'acqua di mare riusciva ad entrare in alcuni periodi, e allora ci si tuffava quasi fosse un lido, ed era quello il mare dei paesani di Palmas. Ci si tuffava e si faceva a gara chi riusciva a prendere il fondo, il sabbione, perché chi prendeva il sabbione era più resistente, magari si usciva coi timpani rotti, però era quella la sfida. E poi ecco, la realizzazione di un percorso turistico con visite ai principali siti, questo è qualcosa che sarà fatto in una fase successiva, quindi prima il ripristino di questi posti, come diceva Maurizio, il parco letterario, che poi per noi è più un parco della memoria, perché il parco letterario arriverà dopo con i racconti di questa gente, e l'idea è quello di creare proprio con delle stele di pietra, di ricreare tutto il paese di Palmas. Quindi noi vorremmo identificare tramite i documenti, tramite le mappe, sicuramente nell'archivio comunale troveremo questi dati, identificare esattamente dove le case erano sistemate e a chi appartenevano, e quindi questa pietra, questa stele, che poi vi farò vedere più o meno, ci sono dei comuni in Sardegna che hanno fatto lo stesso lavoro, rappresenterà esattamente il corpo di quella casa. Quindi non ci sarà più la casa, ma chi andrà a Palmas potrà riconoscere finalmente dove era la propria casa, e questa stella racconterà da chi era abitata, qual era il suo mestiere, cosa faceva. La realizzazione del Parco della Memoria appunto è questo, quindi un parco, un percorso
che porti il turista ma anche il cittadino di Palmas a riconoscere la propria identità. Io stesso molto probabilmente non so riconoscere dove era la casa di mio nonno se non vado con uno zio piuttosto che con mio padre, e mi piacerebbe sapere dov'era, mi piacerebbe sapere chi erano i vicini di casa, mi piacerebbe sapere il percorso che faceva, non so, mio nonno per andare a lavoro o mio bisnonno per andare a chiedere le mani dei 2 sposi. Quindi mi piacerebbe farlo da solo, non mi piace, cioè voglio andare lì e capire esattamente cosa succedeva in quell'ambiente, cosa succedeva in quel paese. Consolidare il progetto affiancando adesso organizzazione di eventi. È logico che il progetto in sé, creare il parkour, rimettere a posto Palmas, non servirà a niente se non si sposta l'attenzione del turista a livello culturale. Quindi per noi sarà importante creare un'attrattiva per Palmas, quindi ci sono diversi esempi, ma alcuni paesi sono stati recuperati con festival annuali piuttosto che premi letterari, quindi qualcosa che annualmente richiami il turista, quindi eventi che siano associati alla vita di Palmas Vecchio. La raccolta di testimonianze, vedremo nelle prossime slide, l'approfondimento praticamente dei punti descritti d'azione, quindi il racconto, la raccolta delle documentazioni. Come possiamo noi ricostruire la vita di Palmas se non con le persone che ci hanno vissuto? Vi posso garantire che ci sono persone che pensano di non ricordare niente, ma si ricordano esattamente tutto, e questo forse è il mistero di questo paese, cioè il disinibire anche i più timidi, perché ognuno di loro vuole raccontare la versione dei fatti, e certe volte, anche se non coincidono, è culturalmente valida, perché ci fa capire come questa persona vedeva il paese. Quindi a noi servirà, il progetto partirà proprio da questo, perché sarà la prima fase, quindi la fase che non richiederà contributi, quindi la fase che riusciamo a sostenere privatamente, così come abbiamo fatto fino ad ora. Sarà l'intervista, quindi sarà proprio passare di casa in casa, per le persone naturalmente che lo vorranno, perché non andremo in casa vostra con la telecamera, però intervistarvi, farvi delle domande chiave che noi abbiamo già steso, che saranno delle domande sulla vita sociale, saranno delle domande sulla vita di tutti i giorni, saranno le domande di come veniva organizzata la famiglia, se era la donna a comandare o l'uomo, chi seguiva l'educazione dei figli, chi si occupava del denaro, chi si occupava del bestiame, insomma i mestieri di Palmas Vecchio. C'era un falegname, c'era un medico, c'era un barbiere, chi era? Ecco, questa sarà la prima fase e sarà la più semplice dal punto di vista organizzativo, però la più difficile dal punto di vista del risultato, perché dovremo essere molto bravi a cercare di convincere queste persone a dire quello che sanno. E le interviste avverranno in sardo per una questione proprio emozionale. Noi siamo convinti che le persone di una certa età siano più libere di parlare la lingua che li ha visti crescere, e quindi avranno in sardo, e questo avrà uno scopo didattico, perché le interviste faranno parte del museo, della casa museo che noi abbiamo intenzione di costruire, che fa parte integrante, che forse è il fulcro di questo progetto, e quindi avrà uno scopo di culturale sicuramente, quindi saranno tradotte in tutte le lingue, quindi il turista vedrà questi racconti in sardo e poi li vedrà sottotitolati in altre lingue, e per questo ci aiuterà Mario Pud, perché è l'esperto quindi collaboreremo con lui, perché una cosa è parlare il sardo, che è già complesso, e una cosa è scriverlo correttamente, quindi noi dovremo trascrivere tutto questo, perché ci sarà una registrazione video e audio, ma ci sarà poi anche qualcosa da scrivere, perché tutto quello che faremo sarà scritto. E quindi questo sarà il vostro ruolo, quindi il nostro ruolo sarà quello di essere uniti nel dare informazioni su questo paese.
La raccolta di informazioni da archivi storici, questa è una parte che riguarderà molto probabilmente la tesi di laurea che selezioneremo, quindi quando verrà assegnata, no, probabilmente saranno 2 tesi, sarà una di storia e l'altra molto probabilmente di archeologia, quindi cercheremo di lavorare in team in questo. Però quello che ci servirebbe da voi è, se avete documenti, se avete foto, se avete lettere, non ve le prenderemo, nel senso che ci servono per scannerizzarle e poi tenerle come archivio. Ecco, questo ci aiuterebbe tanto, perché ognuno di noi ha delle foto, ognuno, e questo ci aiuterebbe a capire come le case erano fatte, ci aiuterebbe a capire come ci si vestiva, insomma le foto parlano parecchio, quindi se avete dei documenti, non penso video perché insomma erano abbastanza limitati, però fotografie, lettere, io ho delle lettere di mio bisnonno e sono abbastanza belle, certe volte comiche perché si parla un italiano sardizzato però è proprio quello il bello, no? Cioè andare a vedere queste lettere di persone, di racconti di queste persone che magari scrivevano dal fronte alla propria moglie, essendo analfabeti magari dovevano appoggiarsi a un altro che li scriveva per loro, quindi mancava l'intimità, praticamente quello che scriveva sapeva tutto di quello che voleva dire la moglie, quindi ed è questa, no? La curiosità che ci interessa, quindi sapere veramente come funzionava quel tempo. E quindi se avete documentazioni, noi invieremo ad ognuna delle famiglie, sarà inviata una lista delle domande che vorremmo fare e una lista delle documentazioni che ci piacerebbe avere. Ripeto, le documentazioni non saranno prese ma saranno solamente copiate, quindi rimarranno a voi, non c'è il problema di perderle. Attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza e delle associazioni, quindi San Giovanni sono nate un sacco di associazioni ultimamente, ci sono un sacco di persone creative che vogliono collaborare, che vogliono vedere questo territorio diventare diverso, no? Siamo stanchi di vedere sempre quelli che vengono da fuori. Io in questo momento sto venendo da fuori perché non ci abito qui, però ci sono nato, ma siamo stanchi di vedere le persone che vengono da fuori e che che investono e poi vediamo avere successo. Ecco, noi possiamo farlo come loro, è solo una questione di mentalità, è solo cercare di capire che se si lavora tutti nella stessa direzione si ottiene il risultato, e questo funziona per un milanese, funziona per un sardo, funziona per un romano. Ecco, quindi questa piccola scintilla che ci deve far cambiare prospettiva. La raccolta di oggetti storici, quindi parleremo più avanti della casa museo, ma so che il Comune di San Giovanni ha già parecchi oggetti storici, soprattutto riguardanti l'attività agricola delle zone rurali. Però se avete degli oggetti per i quali potrebbero essere donati in futuro per il museo, questo sarebbe ugualmente fondamentale, perché l'idea di creare la casa museo è ricreare una casa esistita a Palmasvecchio, quindi il turista, il bambino o noi stessi capiremo esattamente come la casa era strutturata, come ci si muoveva nell'ambiente domestico, come si cucinava, cosa si utilizzava per cucinare, cosa si utilizzava per fare i lavori, chi era fabbro, chi era falegname, chi era pastore. Ecco, la parte degli oggetti è sicuramente meno importante rispetto alla parte dei racconti, però noi sappiamo benissimo che anche un oggetto può raccontarci la storia di chi l'ha utilizzato. Più a livello scientifico, la raccolta di informazioni, di documentazioni attraverso gli archivi. Quindi noi abbiamo la fortuna anche di conoscere Maurizio, che è una persona che per il suo lavoro può darci tanto, e noi speriamo realmente di avere accesso a questo tipo di informazioni. Adesso, al di là degli archivi provinciali o regionali, sappiamo benissimo che la Cassa del Mezzogiorno lavorò per la costruzione di Palmas nuove, sappiamo benissimo che gli archivi sono ricchi, specialmente nella zona di Palmas, anche nell'archivio di Barcellona, di Catalogna, sappiamo che ci sono parecchi documenti che riguardano Palmas e la zona del Sulcis. Quindi
E questa è una parte più scientifica che riguarderà molto probabilmente una fase di studio del progetto da parte degli studenti che seguiranno le tesi. Però comunque sia è giusto che voi sappiate che il progetto passerà anche per questo, quindi ci sarà una fase di strutturazione dell'informazione. Lo studio archeologico e antropologico, quindi questo ancora riguarda la tesi di laurea su Palmasvecchio. Collaboreremo con l'Università di Cagliari e di Sassari e non è detto che collaboreremo anche con università che sono al di fuori del territorio sardo. Lo studio della ricostruzione virtuale del borgo medievale, l'esempio è il castello di Sassari, che è stato ricostruito partendo da 2 pietre, quindi si può ricostruire virtualmente con uno studio archeologico e capire esattamente come il castello e il borgo medievale di Palmas era strutturato. La casa museo, che è il fulcro del progetto, quindi che sarà anche la parte più difficile perché richiede parecchi fondi, richiede molte energie e richiede il bussare alle porte di parecchi enti, ma è la parte centrale, perché al di là dei percorsi che il turista farà ci sarà un punto di ritrovo di tutti questi racconti, quindi ci sarà schermi che faranno vedere le interviste delle persone intervistate, quindi questa voce sarda di racconti che passerà in continuo in un ambiente domestico che molto probabilmente molti di voi riconosceranno perché sarà una casa campidanese realmente esistita. Le teche per le esposizioni di abiti e di oggetti, quindi noi vogliamo, molti di noi hanno nei loro armadi gli abiti tipici sardi di Palmas, dei nostri bisnonni, ecco, ci si può ricostruire basandosi su questi disegni, quindi non si chiede l'originale anche in questo caso, ma ricostruire il vestito di Palmas e gli oggetti ancora, quindi tutto questo è una serie di disposizioni di quello che poi abbiamo detto nelle prime, quindi tutte le informazioni che abbiamo ottenuto verranno poi messe in esposizione in questa casa museo, quindi anche ad esempio il castello, quindi il rendering del castello, quindi la riproduzione virtuale del castello di Palmas, la riproduzione virtuale del borgo medievale, sono tutte cose fattibili che sono state fatte in paesi anche certe volte più piccoli di Palmas, con tracce storiche inferiori a quelle che troviamo adesso a Palmas, quindi uno studio archeologico di buona qualità riuscirà a dare buoni risultati. Gli arredi e gli oggetti d'epoca posizionati, ecco che in questo caso non ci sarà bisogno di avere una persona di Palmasvecchio che sia lì in questo caso, però ci saranno gli oggetti, gli arredi, la disposizione all'interno della casa che ci racconteranno, cioè una persona potrà andare da sola e sentire le voci delle persone che ci hanno vissuto. Qui ci sono alcuni esempi che sicuramente avrete visitato in Sardegna, le case museo, non sono nient'altro che la riproduzione. Certe volte si ha la fortuna di avere la casa vera e propria, quindi abbiamo l'esempio di Trattalias per esempio, dove le case sono rimaste nel villaggio. In questo caso per noi è più difficile, nel senso che non ci sono case, però tramite i vostri racconti potremo, tramite anche i documenti depositati in comune, potremo ricostruire l'ambiente interno ed esterno di questa casa, perché l'idea poi, ecco, sono solo una serie di foto di case delle diverse zone della Sardegna, quindi in questo caso proprio le case sono originali, si può vedere dai muri, la culla. Nel nostro caso dovremmo, fin dove è possibile, ricrearla con oggetti originali, fino a dove è possibile ricrearla poi con copie di oggetti, ma non è questo che importa, è proprio il vedere la casa come è fatta e come è strutturata che ci darà proprio l'emozione di viverla. Sappiamo che tra l'altro le case erano adibite con una corte esterna, quindi sarebbe una parte del progetto è anche quella poi di estendere in futuro in un parco agricolo, quindi far vedere gli attrezzi del mestiere, far vedere come si preparava magari un bue per l'aratro. Queste sono cose che in alcuni musei hanno riscosso un sacco di successo, perché il turista vuole vedere esattamente come si armava un aratro, come lo si guidava, quindi per il tipo di turismo a cui ci indirizziamo noi questi saranno progetti con un risultato positivo, sicuramente con un buon
una buona reazione. Ecco, la rappresentazione degli ambienti sardi, dei costumi sardi in teche, piuttosto che dei lavori. Ecco, la casa museo dovrà avere sicuramente degli spazi da dedicare alle attività culturali, quindi si parla ci potranno essere lezioni di lingua sarda, piuttosto che lezioni di storia, piuttosto che corsi per i turisti per far vedere come si fa la pasta, piuttosto ci sono turisti che impazziscono, soprattutto i tedeschi, per vedere come si fanno i scurugiones o i maloredus. Ecco, queste sono cose che possono dare risorse al nostro paese, perché ci sono le persone esperte nel nostro paese che sanno fare i curugiones, i maloredus, persone che sanno preparare una rete da pesca magari. Ecco, queste sono cose che noi possiamo far vedere al turista e facendolo pagare, nel senso che portando un contributo al nostro paese. La riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico sito nell'area rurale di Palmas. Noi abbiamo assistito, adesso non ricordo quando, forse 20 anni fa, alla ristrutturazione della chiesetta di Palmas. Siamo in una situazione punto a capo, nel senso che la chiesa è chiusa ancora, molto probabilmente i costi, da quello che si dice, sono esagerati per il riparo. Ecco, io penso che un bene del genere non debba aspettare neanche un altro momento per essere riparato, per essere donato di nuovo alla popolazione. Io con Elisabetta ci impegneremo, abbiamo scritto anche al Vescovo la settimana scorsa che ci ha risposto e che quindi organizzeremo un incontro con la Curia, e chiederò anche al Sindaco di San Giovanni di organizzare un incontro tutti insieme, perché noi vogliamo realmente che questa chiesa sia ridonata alla popolazione di Palmas e di San Giovanni, perché è un patrimonio che non possiamo tener chiuso per ragioni di sicurezza, nel senso che è un posto fatto per andare a pregare, quindi la gente che ci va deve essere per forza tutelata. Una delle poche cose rimaste è il cimitero. Adesso sicuramente non fa parte delle priorità del progetto, però molti turisti sono affascinati nel vedere il cimitero di Palmas e certe volte li si vede saltare o fare foto perché hanno paura di essere beccati, perché forse non è agibile come zona. Ecco, il cimitero di Palmas ha una storia a sé e in una seconda fase del progetto ci piacerebbe recuperare anche questo, non dal punto di vista dell'utilizzo, ma proprio dal punto di vista storico, quindi sapere anche come erano disposte le persone che ci sono dentro, sapere descrivere alle persone le questioni storiche, perché la sepoltura a Palmas ha avuto delle diverse ere, quindi dalla sepoltura in terra propria alla sepoltura in chiesa, fino a poi la sepoltura in Caposanto, quindi questo è un aspetto sociale molto importante e antropologico sicuramente. Le mura del castello, adesso io le farò vedere ad uno queste, sicuramente le conoscete tutti queste risorse del nostro territorio, però questa è la chiesetta, c'è una descrizione bella nell'enciclopedia sarda che la descrive come una chiesetta dell'anno 1000, testimone solitaria degli ultimi 10 secoli della storia del Sulcis. Questa frase secondo me basta per avere le ragioni di andare a bussare ogni giorno a chi di dovere, che sarà il vescovo. Se non basta il vescovo si andrà a Roma, però basta per dirci che tenerla chiusa è quasi un reato, quindi ci batteremo per questo. Resti del castello di Palmas, questi passano inosservati a parecchie persone. Anch'io fino a tot di anni fa non sapevo dell'esistenza di un castello. E ancora l'obiettivo è ricreare virtualmente la struttura di questo castello, quindi come è stato fatto a Sassari. Questi sono esempi di ricostruzione, quindi partendo da mura o partendo addirittura da pochissime pietre si riesce a costruire la mappatura, quindi ci vogliono storici dell'epoca medievale, storici che sappiano come venivano posizionati i castelli, piuttosto che come venivano costruiti, quale fosse lo scopo, se fosse di difesa piuttosto che solo di gestione del personale. Quindi nel senso molti castelli venivano fatti
solo perché, ad esempio, penso che sia il caso di Palmas, e ne parlavo proprio questo pomeriggio con Mario Pistis, magari solo per contenere gli operai che poi lavoravano in quel territorio, quindi il marchesato, la corte era proprio un rifugio per gli operai, e che erano poi sotto il marchese che comandava l'intero territorio. Quindi questo potremmo saperlo, naturalmente si sa già, però potremmo approfondire il discorso con uno studio che vedrà un team di storici, di tesisti universitari, studiosi universitari, archeologi e virtual designer, che sono poi quelli che riescono a costruire da queste informazioni l'identikit del castello. Ci sono degli esempi, potete andare su YouTube e vedere ricostruzioni virtuali di castelli anche in Sardegna, e il risultato è impressionante, cioè si riesce veramente ad avere l'idea, ad entrare in questi castelli quasi, a vedere come erano organizzati. Il nuraghe di Palmas, anche in questo caso pochissimi resti, che però ci fanno intravedere la presenza dell'uomo in epoche molto antiche, quindi l'era nuragica, stiamo parlando dai 2-4 mila anni prima di Cristo, quindi Palmas era sicuramente un posto strategico, era un posto piacevole, perché l'insediamento umano risale a tantissimi anni fa. Più moderne invece le trincee sotterranee, le batterie di guerra, ma interessanti comunque, perché la vita, insomma, l'esperienza della guerra è qualcosa di recente, qualcosa che ancora studiamo nei libri di scuola, quindi rivalutare questi posti e fare un percorso da quando il primo insediamento dell'uomo è arrivato nella collina di Palmas, nel monte di Palmas, fino a quando l'uomo l'ha utilizzato anche per la difesa nelle ultime guerre, è non solo un percorso affascinante, ma è un percorso educativo. Un bambino che inizia, un ragazzo che studia la guerra ha la possibilità di visitare questi posti, quindi verranno valorizzati, perché noi pensiamo realmente che questi possano essere di interesse culturale e turistico. Il Rio Palmas, questo è un fiume che appare e scompare, diventa grosso alle foci, poi non si sa da dove riprenda l'acqua, quindi è affascinante. Alcuni studiosi pensano che sia stato navigabile fino all'interno di Palmas. Io ho scoperto, spero che l'informazione sia giusta, ma l'ho scoperta dall'enciclopedia lo stesso, che è il più lungo del Sulcis, quindi con quasi 40 chilometri di percorso dal Monte Orri fino al sud, dove sfocia poi nella laguna. Anche in questo caso ci sono dei tratti di fiume che possono essere utilizzati per la navigazione ancora oggi, e io penso che con alcune, abbiamo già lavorato con alcuni contatti che fanno questo tipo di turismo, e loro sono d'accordo con noi del fatto che alcuni tratti del fiume possono essere utilizzati per la navigazione con particolari barche. Non so se alcuni di voi conoscono il Sandolino, che era la prima barca sciardana, diciamo, o Sfassonis forse, che sono più famosi. Il Sandolino rimane ancora, nessuno lo fa, in alcune zone qualche maestro d'ascia ancora lo produce, però sono barche con un pescaggio bassissimo che riescono ad andare fino a 10 cm d'acqua, quindi è il territorio che attraversa il Rio Palmas è molto interessante, soprattutto per chi ama questo tipo di esperienza come il kayak o la navigazione in fiume da bassa. Una parte importante di questo progetto, perché come noi dobbiamo tutti essere uniti nel farlo per Palmas, dobbiamo integrarci con le realtà che esistono adesso, attualmente nel territorio, quindi che sono le saline e Stagno di Santa Caterina. Ci sono dei posti che non sono dichiaratamente turistici, ma che sono pieni di turisti. Cioè, le saline sono uno degli ambienti più fotografati della nostra zona, e questi sono dati della regione Sardegna, quindi abbiamo un patrimonio che molto probabilmente noi non riconosciamo, però i turisti vengono attratti
da questo bianco, da questi contrasti di colori. Il Golfo di Palmas ancora è uno dei posti più belli per ammirare alcune situazioni, soprattutto quello che viene chiamato a livello turistico il bird watching, che sarebbero quello penso che sia la focalizzazione di uccelli o comunque di particolari razze di volatili, quindi questo è qualcosa che lo stesso possiamo valorizzare. L'integrazione con il mondo medievale di Tratalias. Tratalias, a differenza nostra, ha avuto la fortuna di ancora possedere le strutture delle case, quindi ha rivalutato questo borgo. Io non so se ci sia qualche rappresentante di Tratalias, però a noi piacerebbe tanto integrare due paesi così vicini, che hanno avuto sicuramente tantissime parti della loro storia in comune, e creare una rete turistica proprio, quindi un percorso che può andare da Tratalias alla diga di Monteprano fino alla chiesa di Santa Marta. Ecco, queste sono tutte cose che vivono nella solitudine della loro distanza, ma alla fine sono percorribili a piedi, quindi portare un turista a fare un percorso del genere, quindi partire da Tratalias, arrivare a Palmas Vecchio, far vedere le trincee, far vedere il nuraghe, le mura del castello, poi portarlo alla casa museo e poi, perché no, portarlo a Palmas, far vedere il paese nuovo, far vedere come è cambiata la popolazione, far vedere cosa siamo stati capaci di fare, cosa facciamo ancora, farci raccontare le storie magari da chi ancora le sa raccontare. Ecco, questo è qualcosa che noi vediamo fattibile e che vediamo anche di successo in una visione di ripristinare quest'area a livello turistico e culturale. Questi sono alcuni esempi invece del percorso letterario di cui ha parlato prima Maurizio. I parchi letterari nascono soprattutto per un'esigenza di raccontare oppure di esporre racconti di autori, di grandi autori che hanno vissuto, che sono passati per quei posti. Ecco, noi non abbiamo grandi autori che hanno scritto di Palmas, almeno la ricerca non ha ancora dato questi risultati, però noi riteniamo che le persone che ci hanno vissuto siano i più grandi autori, quindi sono le persone i nostri Carducci, quindi sono le persone che possono raccontare fiabe, storie, e quindi il parco letterario sarà raccontato da voi, quindi da chi si sente partecipe di questo paese, da chi vuole raccontare questo paese. Questo è un esempio, ad esempio, che penso che sia stata presa a Gonnesa, questa foto. A Gonnesa stanno mettendo, ecco, queste sono più segnaletiche di posti, però l'idea della stela in ogni casa è questa, quindi la rappresentazione proprio fisica dell'esistenza di una casa in quel punto, e poi da lì parte il racconto, quindi da lì parte il racconto del Sovralimpiu, parte il racconto del pastore, parte il racconto del proprietario terriero. Le aree di interesse che abbiamo descritto quasi a caso formano una stella con un punto centrale a Palmas, quindi Palmas ancora una volta anche in questa descrizione delle aree di interesse risulta un punto centrale, quindi raggiungibile facilmente da tutti i punti e tutti i punti raggiungibili facilmente da Palmas. Forse è questo il motivo che l'ha vista come insediamento umano sin dall'era nuragica. I punti di sviluppo del progetto, quindi noi siamo arrivati a questo momento, ci tengo a dire che tutto questo, compreso la serata di oggi, è stata organizzata da noi tre, quindi noi vogliamo talmente bene a questo paese che abbiamo deciso di investire i nostri risparmi per fare questa serata e per rendervi partecipi di questo progetto. Quindi noi siamo sicuri che questo può essere di successo e ci impegneremo già da domani per portarlo avanti. Però d'ora in poi avremo bisogno realmente delle istituzioni, avremo bisogno dei cittadini, quindi non possiamo più andare avanti da soli, se non per le cose più piccole.
Quindi l'incontro con l'amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu, noi parleremo poi col sindaco, con gli assessori, però di farlo il più presto possibile, perché vogliamo definire, costituire un comitato per il progetto che potrà essere fatto da cittadini, da associazioni, e definire quali sono i ruoli. Quindi non possiamo fare tutto insieme, tutto da solo, ci sarà da intervistare le persone, ci sarà da parlare con le università, ci sarà da chiedere i contributi, ecco. Dovremmo identificare da subito quali sono i ruoli, perché questo ci aiuterà poi a seguire strade ben precise. La pianificazione del progetto, la definizione tempistica delle prime fasi. Ci sono due fasi che sono molto importanti, che ancora è quella delle interviste, perché non possiamo permetterci di perdere le persone che ci possono raccontare queste storie. Quindi ci sono ancora molte persone che possono farlo, e questa è la prima cosa da fare, che faremo subito, già da settembre. L'identificazione di una sede e comitato per il progetto. Anche in questo caso parleremo con l'amministrazione se c'è la possibilità di avere qualsiasi sede, che dovrà essere però a Palmas, perché naturalmente è da qua che parte il progetto, è da qua che noi vogliamo far rinascere Palmas Vecchio. Identificazione della sede, quindi settembre 2011, quindi forse con l'incontro con l'amministrazione riusciremo ad avere qualche reazione, insomma qualche conferma o meno. Assegnazione dello studio di fattibilità del progetto. Ecco, la prima cosa da fare è questo, potremo farla ancora molto probabilmente a livello privato, sarà quello di valutare quali sono i costi, quindi delegare delle perizie e verificare quali possono essere le affluenze di turismo. Quindi lo studio di fattibilità è molto complesso, nel senso che si va dalla verificazione dell'affluenza del turista vero e proprio, dal tipo di richiesta, dalle strutture di ricezione vere e proprie, quindi verificare quali sono le distanze esatte e quali sono i costi, che è forse la cosa più importante, perché da lì poi potremo procedere con la richiesta dei finanziamenti. Per noi sarà molto importante anche identificare dei partner privati, quindi ci sono delle fondazioni, al di là dei contributi che possono essere statali o regionali o europei addirittura, ci sono delle fondazioni private che sponsorizzano e appoggiano la ristrutturazione, la rivalorizzazione dei centri rurali, e Palmas fa parte a pieno titolo di questi. Abbiamo anche anticipato al Vescovo un incontro con la Commissione diocesana per l'arte sacra, questo riguarda la chiesa di Palmas. Appena avremo una risposta ci metteremo d'accordo con l'amministrazione e faremo magari un incontro tutti insieme, perché è necessario per noi partire da questa chiesa. Quindi una volta che questa chiesa sarà a posto, il progetto sarà molto più fluido, nel senso che è molto importante per noi già dall'anno prossimo, che sono i 50 anni di Palmas, fare la festa di nuovo a Palmas Vecchio. E voglio chiudere, ho iniziato con una frase di Montanelli che spero che vi rimanga proprio impressa, perché quando rientrate a casa avrete sicuramente Palmas Vecchio nel cuore, ma saprete anche che Palmas Vecchio in futuro potrà essere qualcosa per i vostri figli, per i vostri nipoti, insomma qualcosa che parli di futuro, non solo di passato e di abbandono. Ben Herbst dice che il più grande spreco del mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremo diventare. Ciò che potremo diventare è qua. Ciò che siamo, forse dobbiamo leggermente dimenticarlo e pensare che si può cambiare e si può raggiungere un futuro diverso per questo paese. La presentazione finisce qui, spero di non avervi annoiato abbastanza. Abbiamo portato un po' di dolcetti per addolcirvi la serata, e poi i nostri amici che non ci sono più, però forse suoneranno ancora. Sono là. La presentazione, che è molto più lunga di questa, nel senso che abbiamo fatto una cosa molto più corta per evitare veramente di annoiare, perché ci sono poi degli studi tecnici, sarà disponibile, nel senso che qualsiasi persona richieda
la potrà avere in una memory stick o in una CD. E faremo poi un aggiornamento dello stato di avanzamento di questo progetto più o meno una volta ogni 3 mesi, in modo tale che voi siate aggiornati. Quindi le interviste che vi riguarderanno personalmente sarete proprio informati, perché vi chiederemo se la possibilità proprio di visitarvi, quindi non tutte le case, ma chi ha una persona nata e vissuta a San Giovanni, a Palma Suergiu. Per il resto vi ringrazio perché siete venuti in tanti veramente, e spero l'anno prossimo di darvi, insomma, di festeggiare innanzitutto a Palma Svecchio e poi di vedere i primi risultati di questo progetto, perché questo ci aiuterà ad andare avanti sicuramente. Grazie. Sì, adesso riprendiamo con un po' di intrattenimento musicale, con un po' di musica folcloristica sarda. Bastiana le Launeddas. Poesia, Deo musaume mia, posa baffa che ballare, ding digri ding digri de, ding digri ding digri de, digri digri ding digri de, ding 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 digri de, duru 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 sedu, sa scampana alle castellu, sonana don Simanzanu, su burdu gagliaritano, sa me la campidanesa, cando su caro mi pesa, non lui e non lu tocco, caria se barraccocco, na chipa di vita mia, a su duru duru sedu, a su duru duru sia, ding digri ding digri de, digri digri ding digri de. Sa spischetta sa ottana, sa una sola russa, viada chiede le pussa, tu sa viene in ari, a calari, battin tutto sa accusas, in mera non sa spubusas, cantana da su busetta sa, assai de sa spadella, linara la neoneni, su mastru vicca pedreri, piccati pedre in crastu, su vicca pedreri mastru, piccati in craste in pedra, in ui scherza saghera, in salta in aeramene, su mazzone canna fammene, andata a sindegilcare, in su tempo de arare, su massa iuetta trigu, sa veste santuantino, la vaga so sedilesos, sor mercante startareso, via tinto di vania, a su turu turu sedu, a su turu turu sia.
persona che Isanoa su uno fa che prova è così sperimentata din digri din digri de digri digri din digri de din 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 digri de cantenni e da Samura cantenni e da Samura cantenni e da Samura chi din che fino a subannu chi din che fino a subannu sarbaia da leo cannu balla foscicatura din digri de din 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 digri de digri digri din digri de con mare cosci bianca che nie cantata bene su di e te bola che te resanca con mare cosci bianca digri digri din digri de digri digri din 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 digri din 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 digri din 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 de digri digri din din de digri digri din din de Sabudichina, il cade può retirare, dai manzana serentina, con su punta con cappare, din digri din digri de, digri digri din digri de, din 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 digri de, digri digri din digri de, din 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 digri de, ballate boys, casol para sus vostros, cantare ese son nostros, vamos a ballare nois, din digri din digri de, digri digri din digri de, digri digri din din de, din 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 digri de, digri digri din din de. La campidanesa, cando su che lo mi pesa, non lui e non lo tocco, cariglia se barraccocco, una chipa di vita mia, a su duru duru se tu, a su duru duru sia, din digri din digri de, digri digri din digri de, din 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 digri de.
vorrei tirare, chi cade vorrei tirare, dai manzana serentina, con su bulla con campare, din digri din digri de, digri digri din digri de, e duro non è duro duro, e duro duro tia Mariola, chi l'ha pesato sa scova su vento, chi l'ha pesato sa scova su vento, hanno sapito suo marito dentro, e si l'ha fatto una bella cassola, duro duro tia Mariola, e duro duro tia Mario, din digri din digri de, digri digri din digri de, din 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 digri de, digri digri din din de, digri digri din din de, digri digri din din de. Grazie. Oh, devi ringraziare tu. Devi ringraziare? Chiama. Come si chiama? Marco, aiuto, sveglia, caporale. Ringrazia, devi ringraziare. Volevo ringraziare l'associazione volontariato Palmas per averci aiutato a sistemare e ad organizzare questa serata. Grazie mille. Sì. Siamo nel tempo di tirannia, infamitale se carestia, dilliridi, dilliriana, dilliridi, dilliridella, dilliridi, dilliriana, dilliridi. Como sos papolos, casca que cane, grida de forte que nimos pane, famido noi, semos papande, pane castanza e terra con l'anne, dindigridi, dindigriana, dindigridi, dindigridi. E Bastiano e ci terranno compagnia con della musica sarda.
Buonasera. Questo è un brano di Franco Madau, l'abbiamo un po' rivisto e arrangiato un po' a modo nostro. Terra che fango torna su povero senza alimento e senza ricovero, se non si tiro senza fumare, prette le sappa e pari morrana, dindigidi, dindigiana, dindigidi, dindigiana, dindigidi, dindigiana, dindigidi. Ciao grande,
su un anni te di con tu fai su sordo e porta la quando non può dire su un regai a si tutela le notte ormai